Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 24 aprile. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. 3 le notizie principali proposte in prima pagina. Il calendario dei vaccini del Veneto, con l'indicazione delle varie fasce di età, si finirà il 14 novembre con i 16-19enni. E poi le misure del Recovery Plan, fondi UE dalla scuola alle pensioni, cosa cambia? Ecco le riforme messe in cantiere dal governo. E poi la fotonotizia dedicata alla chiesa di Valle di Cadore, monitoraggio poi lavori con i fondi di valle. Il titolo scelto in questo caso, Chiesa sul burrone, piano per salvarla. Andiamo all'interno e la prima notizia proposta è quella relativa al calendario veneto delle vaccinazioni. Ecco quando saremo vaccinati e c'è una tabella con le varie fasce di età, il calendario previsto per la vaccinazione e anche il tipo di vaccino previsto. Sessantenni a maggio, cinquantenni a giugno, fatto il calendario delle inoculazioni, dosi permettendo, spiega il Gazzettino. Under 20 a fine settembre. Disabili e fragili, la direttiva figliuolo interpretata dal Veneto. Immunizzati conviventi e caregiver solo se over 70, gli altri in coda. La campagna per la profilassi destinata a finire a metà novembre. Tutto dipende però dalle forniture. Ritorno al giallo anomalo. Zaia, decreto da rivedere. Da lunedì si cambia, al ristorante pranzi all'aperto, studenti in classe ma non tutti, negli ospedali riprendono gli interventi e le visite. Lanzarin, pazienti richiamati. E anche in questo caso vengono sintetizzate un po' le misure che scatteranno a partire da lunedì 26. Diminuiscono i ricoveri, ma nei Covid hospital la ripresa delle attività sarà più graduale. E nella pagina successiva la sintesi delle nuove misure previste da lunedì con il Veneto che torna in giallo, qua come tutte le altre regioni del centro-nord, ad eccezione della Valle d'Aosta che è arancione come Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, mentre rossa resta soltanto la Sardegna. E il Gazzettino sintetizza che cosa si può fare riguardo agli spostamenti, alle visite in casa, alla Green Pass, il passaporto vaccinale, al coprifuoco che rimane alle 22, e poi appunto ai bar e ai ristoranti, allo sport, agli spettacoli. Ma andiamo ancora avanti. Arrivando alla parte, prima di arrivare alla parte del giornale che riguarda direttamente la provincia di Belluno, ci fermiamo su quella che approfondisce il caso della chiesa di Valle di Cadore. La chiesa sul burrone, ecco il piano per salvarla. Via il monitoraggio del versante, rimosse le opere d'arte. L'esperto: serve un ancoraggio di pali, ma bisogna capire se la roccia è solida. Il vescovo Marangoni: i beni saranno custoditi negli spazi del comune. L'assessore regionale Bottacin: lavori con i fondi del VAE. Ed eccoci alla parte del giornale dedicato alla provincia di Belluno, che come titolo principale nella prima pagina mette il seguente: Covid, aumenta il contagio nelle scuole, in quarantena almeno 2 classi al giorno, e il direttore generale dell'ULSS Carraro lancia l'appello ai ragazzi: siate più responsabili. Il tema è approfondito nelle pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno. La situazione è peggiorata nell'ultima settimana, sono 269 gli alunni in isolamento. L'appello ai ragazzi del direttore generale: tenete comportamenti responsabili per i vostri nonni. E ancora sullo stesso tema,
Bus pronti a ripartire, controlli sulla capienza. Ieri in prefettura il piano trasporti per il ritorno in presenza alle superiori. Solo il 70% di studenti lunedì sui banchi, Dolomiti Bus ha tratto il servizio per il 75%. L'auspicio era quello che gli studenti potessero tornare al 100% in presenza anche nelle superiori, ma il nodo trasporti ha consigliato appunto di tenere la quota al 70% del ritorno in presenza per consentire che non si verifichino assembramenti nei trasporti nel prendere gli autobus da parte degli studenti, autobus che sono per evitare appunto gli assembramenti costretti a funzionare con una capienza al 50%. Naturalmente tra le varie aperture che scatteranno lunedì si tratta di aperture non totali ma parziali che scontentano coloro che non ne sono interessati. Piscine coperte e ignorate, i sindaci scrivono al ministro D'Incà. Appello dei primi cittadini di Belluno, Pedavena, Longarone, Santa Giustina e Pieve e del presidente dell'Unione Montana Michele Costa. L'ultimo decreto consente l'attività negli impianti all'aperto, non contempla quella nelle vasche chiuse, come è il caso delle piscine in provincia di Belluno. Autogrill e mense, concorrenza sleale, la denuncia dei ristoratori al garante. Il gruppo di esercenzi, con l'aiuto di Belluno Sviluppo e Futuro, chiede di eliminare queste ingiustizie e un trattamento diverso per questi locali. Servizi per non perdere le imprese. Il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, traccia un bilancio dei suoi 5 anni e lancia la sfida per il futuro. Per arrestare lo spopolamento anche del tessuto economico, l'ente chiede infrastrutture come sbocco a nord, ma anche digitali. La fusione con Treviso fin dall'inizio è stato un matrimonio naturale, un'integrazione, non incorporazione. Questa una delle sottolineature del presidente Pozza della Camera di Commercio di Belluno Treviso. Parco al lavoro per il censimento degli insetti impollinatori. L'ente ha ricevuto dal Ministero 60.000 euro investiti negli studi per proteggere api e farfalle. Liberazione, video e musica sui canali social. Scuola e comune alleati per ribadire i valori della resistenza. Si tratta del comune di Belluno. Anche la Filarmonica di Belluno aderisce al progetto dedicato ai giovani. Domani sono previste 3 trasmissioni tra le 12 e le 17 su Facebook. Eccoci alla pagina di Feltre. Un plotone di ecovolontari contro l'esercito di incivili. Trovano di tutto lungo i cigli di strade e ciclabili 46 che setacciano il territorio. Carte, bottiglie, sacchetti con escrementi di cani, mozziconi, un inventario variegato. La Coldiretti al fianco di chi si trova in difficoltà. Consegnati in comune a Cesio Maggiore alimentari. Li distribuirà l'assistente sociale. Oggi addio a Bruno Antoniol, Zorzoi in lutto per la tragedia. Salveremo ACC, Italcomp, credibile. Il Ministero assicura che troverà liquidità entro maggio, si impegna con la New Co. Indifferente la forma societaria. Ieri 3 ore e mezza di duro confronto sul futuro del sito zumellese, atteso a giorni un verbale del governo di garanzia per le banche. Atteso un verbale delle promesse che possa fungere da garanzia con le banche per un anticipo. Grave ritardo dovuto anche al cambio di governo. Segreterie Film urge una forma di finanziamento dopo che l'Europa ha bocciato la garanzia pubblica. Casa di riposo chiusa, sfiniti operatori e ospiti in Alpago. La trasferta a piede di calore pesa per tutti e non si vede la fine. Mai pagata inoltre la promessa indennità di disagio. I sindacati, molti si sono licenziati per le troppe difficoltà, situazione che rischia di compromettere la ripartenza a PUOS. Paludi, in Alpago potenziate le opere
alluvione, e c'è anche una foto dei lavori per garantire l'attraversamento del torrente Valcantuna. Ponte nelle Alpi apre Decathlon e si chiude il recupero della ex Comedil, e l'articolo è accompagnato da 2 foto relative alla inaugurazione del nuovo esercizio commerciale dedicato allo sport. Livinallongo, centro Crepaz, in 2 anni crollato il prezzo di vendita. Nel 2019 il CAI chiedeva 2 milioni, ora meno di 500.000 euro. Agordo, tariffe rifiuti, ecco ratte e proroghe, cambio di rotta anche per evitare beffe e ad attività economiche in crisi per non aver lavorato a causa dell'emergenza sanitaria. Unione Montana e Valpe cercano di rimediare così all'invio di bollette contestate da Confcommercio e Federalberghi. Da protocollo a vera e propria legge regionale, salto di qualità per la mobilità verde sul SEL. Gli assessori Caner e De Berti così si valorizzano comuni e territori, il sindaco di Livinallongo Grones, intesa duratura. Eventi sportivi, Tris Dassi della Conca d'Ampezzo. Dopo la rassegna iridata di sci e in vista dei Giochi Olimpici, Cortina si prepara ad accogliere il Giro d'Italia il 24 maggio. Il sindaco Ghedina conferma il richiamo del comprensorio, orgogliosi di ospitare una tappa della corsa dopo 9 anni. Sarà una tappa decisiva in chiave classifica. Gli atleti scenderanno dal Giau, striscione d'arrivo, sotto il campanile di Cortina. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che in prima pagina propongono, come già il Gazzettino, la notizia del calendario per le vaccinazioni in Veneto. Vaccini, il piano Veneto da 33.000 dosi al giorno. E nelle pagine successive offrono ai loro lettori una sintesi delle misure in discussione per il Recovery Plan e insieme a ciò anche una sintesi delle nuove misure previste per l'Italia in giallo. Così viene titolata la pagina sul tema emergenza sanitaria verso la ripartenza, facendo un po' il punto sulle nuove possibilità, come quella di pranzare all'aperto o di fare alcuni sport come il calcetto sempre all'aperto, le nuove possibilità di viaggio tra le regioni, gli studenti in presenza, ma entro un certo limite alle scuole superiori, tenendo conto evidentemente anche delle possibilità di trasporto. E a questa prima schematizzazione seguono altre pagine sempre sull'emergenza sanitaria e sulle sue conseguenze, a partire dall'approfondimento del piano vaccinale studiato dalla Regione Veneto. Questo è il titolo: campagna vaccinale fino al 14 novembre, stabiliti tutti i turni, 33.000 dosi al giorno, e il Corriere delle Alpi propone anche la tabella, lo schema che indica per ogni fascia di età il periodo previsto di vaccinazione e anche il vaccino che si prevede sarà usato in quella situazione. Un cronoprogramma che ha l'incognita rappresentata dalle dosi. Se saranno disponibili il cronoprogramma verrà rispettato, altrimenti è evidente che ci saranno dei ritardi. Cronoprogramma che andrà avanti per fasce d'età. In corso quella 70-79 anni e poi a seguire i 60-69 anni dall'inizio di maggio e via poi le altre fasce di età. 3 miliardi di consumi turistici in meno,
Studio CISL sull'impatto della pandemia sul Veneto. Per ripartire bisogna destagionalizzare e far riscoprire tutto il territorio. Questa la sottolineatura del sindacato. Il calo maggiore è stato partito dalle città d'arte, specie Venezia e Verona. Turismo di prossimità e turismo sostenibile, le strade da percorrere per il rilancio. E vediamo un po' la situazione del coronavirus in provincia, della pandemia in provincia di Belluno. Prime classi e maturandi sempre in aula. Questa è la decisione che è stata presa per quanto riguarda la presenza a scuola delle superiori. Si è stato fissato il limite del 70% complessivo di presenza per le scuole, questa per consentire ai trasporti di non creare assembramenti, e in questo 70% precedenza alle prime classi e alle quinte, alle classi di chi dovrà affrontare l'esame di maturità, che saranno al 100% in presenza, mentre le altre saranno graduate per raggiungere il 70% complessivo. Scuola, salgono i contagi, campagna vaccinale over 70, domani a Feltre. Lunghe code fin dal mattino, forte risposta del Comelico alla chiamata per il vaccino. Ieri l'appuntamento al Palazzetto dello Sport di Santo Stefano. Una presenza massiccia grazie alla informazione capillare, viene sottolineato. E per quanto riguarda la ripartenza nel bellunese, il Museo Fulcis di Belluno riapre senza mostre. Feltre punta su vetri e card. I musei delle regole di Cortina, come da tradizione, sono in pausa altri 2 mesi. A Canale d'Agordo il museo dedicato a Papa Luciani, pronto già per lunedì. Nel capoluogo intanto ci si dedica alle spade con l'allestimento della sala omonima. Piscine coperte escluse dal decreto, sindaci all'attacco. Aprire all'aperto e come si fa? Qui l'altro giorno c'erano 6 gradi. Maria Grazia Curti, titolare del bar-ristorante Al Molin di Rivamonte, non c'è niente da fare, non capiscono che in montagna è diverso. Si tratta della problematica della possibilità di pranzare all'aperto, che evidentemente è molto più difficile in questo momento in montagna, dove le temperature anche a mezzogiorno spesso non consentono di poter rimanere all'aperto per pranzare e quindi rendono inutile l'apertura che è stata predisposta dall'ultimo decreto del governo. Ma arriviamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Pagine che si aprono con il punto sulla situazione della ACC di Mel. Liquidità per ACC, l'impegno del governo, ma rischia di arrivare troppo tardi. Parti sociali e lavoratori della fabbrica zumellese delusi e amareggiati dopo il vertice di ieri con la vice ministro Todde. Le RSU, la soluzione deve essere trovata nelle prossime ore, il futuro è a rischio. La rabbia di sindacati ed RSU, dopo 6 mesi di lotta siamo al punto di partenza, un coro unanime, non possiamo attendere. Sulla stessa pagina il giornale propone anche un articolo sulla Ideal Standard di Trechiana. I vertici dell'azienda contro i sindacati, attacchi ingiustificati, così non va. Ricordiamo che i sindacati hanno criticato nel recente passato i vertici aziendali per non aver presentato il piano industriale, per non aver dato le garanzie richieste della continuità produttiva a Trechiana dell'azienda. Andiamo avanti sulle pagine sempre del Corriere delle Alpi. Fibra in tutte le case, team spinge sui lavori, strade rattoppate, attesa per i ripristini. Siamo in comune di Belluno, aperti i cantieri per ampliare la tecnologia Fiber to the Home. Entro fine estate sarà coperto tutto il capoluogo. Camionista sequestrato, i basisti erano 2 colleghi. L'autotrasportatore era stato derubato di 1020 montature Louis Vuitton. Le indagini hanno portato a una banda composta da 7 persone. Nuova pista di atletica a Belluno attesa per le verifiche Fidel. Il comune ha inviato il progetto alla Federazione Italiana. Ieri vertice per il Palasport. A maggio lavori all'esterno, da giugno dentro la struttura.
un aiuto al volontariato, siglato l'accordo tra Centro Servizi Volontariato e commercialisti. E ancora dal comune di Belluno, via Gresal, dopo 7 anni espropri verso la soluzione. I proprietari hanno ceduto i terreni per l'allargamento, ma non sono stati liquidati. Il comune ha finalmente avviato le pratiche per stipulare gli atti di cessione. Eccoci alla pagina di Feltre. Raccolte montagne di spazzature. Ecco chi sono gli eco-volontari. Solo negli ultimi 2 mesi il gruppo ha messo in campo 386 ore di impegno, riempiendo 136 sacchi. Zanella, siamo in 46, uniti da una forte coscienza ambientalista e dall'amore per la città. Levorato, cestini sufficienti, manca invece la consapevolezza. Oggi le squadre in azione da Fuen fino a Cesio. Festa della Liberazione, cerimonia ridotta a causa della pandemia, senza pubblico. Macello alla Peschiera, Comunità Montana Feltrina conferma lo stop. Andiamo avanti, eccoci a Lamont, un tecnico in prestito 12 ore alla settimana per l'ufficio urbanistica. L'accordo è stato raggiunto con Seren del Grappa, si corre ai ripari per sbloccare lo stallo delle pratiche edilizie. San Gregorio nelle Alpi, la minoranza contesta l'aumento della Tari, stangata sui cittadini. Cesio Maggiore, la battaglia del parroco, madre e figlio disabile devono tornare insieme. Pedavena, bilancio e tariffa rifiuti all'esame del Consiglio Comunale. Ed eccoci a Sovramonte, lavori per oltre 600.000 euro, il parco rilancia l'antica torre. La corposa ristrutturazione ha riguardato migliorie dentro e fuori l'edificio. Aggiorni l'annuncio sul sito internet per raccogliere le manifestazioni di interesse. Malghe, bando unico a Limana per trovare un gestore e salvare l'alpeggio. Montegal, Canal dei Gat e Van, le 3 malghe andranno all'asta in blocco. Segat, la crisi sanitaria, ha riportato il mercato a 10 anni fa. La scuola del gelato di Longarone, laurea 9 allievi arrivati dal Marocco. Acqua rossa nel torrente per trovare una perdita a Borgo Val Belluna. Siamo sempre sul Corriere delle Alpi, eccoci a Ponte nelle Alpi. Decathlon ha aperto i battenti, commercio locale favorito. La catena di negozi dedicati allo sport è al debutto nel territorio bellunese. Il sindaco Vendramini, completata la riqualificazione dell'ex Comedil, ora si lavora per Paludi. In corsia atleti e studenti part-time, 13 neoassunti e 6 veterani, per quanto riguarda appunto il nuovo punto vendita Decathlon. Eccoci in Agortino. Rifiuti, Unione Montana e Valpe propongono i piani di rientro, via gli interessi e la mora e 1 mese in più per pagare le fatture 2021 in scadenza. Costa, stiamo studiando altre agevolazioni e una ulteriore proroga dei termini. I commercianti avevano contestato la richiesta di acconti alle ditte in difficoltà. Carraro, il direttore generale della ULSS, i radiologi sono pochi, la CGIL no ad appalti esterni. Botta e risposta attorno ai timori di esternalizzazione della radiologia di Agordo. L'ULSS assicura impegno per garantire il servizio alla cittadinanza. Il direttore generale dell'ULSS contesta al Comitato Sanità Agordino la mancata richiesta di confronto diretto. E poi c'è la pagina dedicata alla chiesa di San Martino di Valle di Cadore. Speranze quasi al lumicino, scrive il giornale, ma il comune è già al lavoro sul piano B. Nella peggiore delle ipotesi sarà costruito un nuovo edificio. La sindaca Ofer ha anche trovato l'area da inserire nel PRG. Le opere d'arte traslocano, saranno ospitate in municipio. Le opere d'arte conservate nella chiesa di cui il Corriere delle Alpi propone anche la foto che evidenzia la frana sottostante all'edificio religioso. Il vescovo
Marangoni ha già passato l'elenco delle opere d'arte alla soprintendenza, regione e provincia, pronte a fare per intero la loro parte. L'assessore Bottacin abbiamo previsto un budget per l'intervento, sperando che sia possibile. Si tratta dell'intervento di consolidamento che consentirebbe di riportare in funzione e di riaprire la chiesa. Anche le case di costa saranno monitorate nella speranza possano essere salvate. Corsa ad accaparrarsi la gestione dei rifugi. Numeri fuori logica. Il presidente Agrav, Mario Fiorentini, non nasconde i timori. Molti non hanno idea di cosa significa fare questo lavoro. Fino a un anno fa ai bandi partecipavano solo 4 gatti, ora invece ragioniamo su cifre a 2 zeri. Non sono richiesti requisiti particolari, né c'è un codice Ateco, e questo genera ulteriore confusione. Streaming e dirette 12 ore per portare le aree montane nel digitale del XXI secolo. Si tratta del titolo che introduce l'articolo che parla del Cortina Digital Forum. Il forum che ha debuttato online ma nel 2022 vuole essere in presenza. Sandra Alverà, Cortina cresce così il suo appeal internazionale. In centro Cadore riparte da lunedì il progetto Mosaico. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.